Benvenuti a Oltre il mistero. Proviamo a immaginare di fare un salto nel tempo, diciamo a Detroit, nel novembre del 1957. Un periodo di piena guerra fredda, insomma. Esatto, un periodo tesissimo. C'è questo tranquillo padre di famiglia, immigrato dalla Polonia, che trascorre le sue giornate a fare l'operaio, praticamente produce birra. Un lavoro normalissimo. Più normale di così non si può. Un giorno quest'uomo prende carta e penna per scrivere, non a un amico, ma all'assistente speciale del presidente degli Stati Uniti d'America in persona. Roba da non crederci, eh? Assolutamente. Aveva sentito alla radio una notizia riguardante un razzo in Texas e riteneva di avere delle informazioni vitali da condividere. E la cosa assurda è che in pochissimi giorni i massimi livelli dell'intelligence governativa si materializzano letteralmente nel salotto di casa sua. A interrogare un operaio di un birrificio. Sì, mettendo al setaccio l'intera esistenza di quest'uomo. E la verità sbalorditiva è che a queste alte sfere del governo non importava assolutamente nulla della sua opinione su quel razzo in Texas. No, infatti il razzo era solo un pretesto, insomma un puro elemento di cronaca pubblica che aveva fatto scattare una molla. Giusto? Loro volevano, dissezionare un ricordo specifico e abbastanza raggelante risalente al 1944. Quando si trovava nel cuore della Germania nazista. Esattamente. La sua lettera aveva innescato questa indagine spietata perché conteneva degli accenni a un oggetto volante di proporzioni letteralmente colossali. Parliamo di un macchinario che sfidava ogni logica ingegneristica nota all'umanità in quel frangente storico. Ed è proprio questo il fulcro. Nella nostra analisi di oggi, il punto centrale non è tanto la lettera in sé, ma ci si deve chiedere il motivo per cui l'intero apparato di sicurezza nazionale abbia preso così sul serio le parole di una persona così ordinaria. Certo, è la reazione che colpisce. Esatto. Faremo luce su questo avvistamento impossibile avvenuto nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, cioè di fronte a un oggetto largo quasi quanto un campo da calcio e capace di librarsi verticalmente. Chi ci ascolta si porrà inevitabilmente la stessa domanda che mi pongo io. Ovvero l'origine della tecnologia. Sì. Ci troviamo davanti a un miracolo dell'ingegneria terrestre tenuto nascosto? O magari a una tecnologia la cui origine è indiscutibilmente non umana? È un interrogativo pesantissimo. E guarda, per affrontare una questione di tale portata, dobbiamo prima analizzare chi era il testimone. Parliamo di Władysław Krasuski, noto poi negli Stati Uniti come Walter. Walter. Sì, e la sua biografia è proprio l'antitesi del classico, del tizio in cerca di notorietà che si inventa misteri. Certo, non era un mitomane in cerca di fama. Assolutamente no. Parliamo di un ex prigioniero di guerra, immigrato dalla Polonia, che dal 1951 lavorava alla Goebel Brewery di Detroit, con estrema dedizione. Una vita tranquilla, insomma. Turni in fabbrica. Esatto. Turni massacranti in fabbrica, una moglie, 4 figli. L'unica cosa che voleva era lasciarsi alle spalle tutti gli orrori del conflitto europeo che aveva patito. Aspetta, fermiamoci un istante proprio su questo punto. Sulla reazione del governo, voglio dire. Vai. Se un cittadino così comune, un uomo che per vivere mescola lievito e luppolo, decide di scrivere alla Casa Bianca parlando di macchine volanti giganti, la reazione più logica di un qualsiasi ufficio burocratico sarebbe quella di cestinare la lettera. Lo penserebbero in molti. Fammi capire, qual è stata la vera dinamica quando gli investigatori si sono presentati alla sua porta? Gli hanno creduto fin dal primo momento o erano sospettosi? Tutto il contrario di credergli. L'approccio iniziale dell'autorità fu di un totale e aggressivo scetticismo. Ah, ecco. La procedura standard in questi casi prevede proprio un tentativo sistematico di screditare il testimone. Volevano demolirlo. Quindi hanno cercato scheletri nell'armadio? Esattamente. Gli agenti cercarono segni di instabilità mentale, indagarono su possibili problemi legati all'alcol. Considerando che lavorava in un birrificio, magari ci avevano pensato. Giusta osservazione, sì. Hanno controllato eventuali debiti, precedenti penali, cercavano insomma un appiglio, qualsiasi cosa per archiviare Krasuski come un individuo in cerca di attenzioni. E invece?
Invece la sorpresa arrivò quando questa indagine così minuziosa non produsse assolutamente nulla, nessun risultato utile per screditarlo. Incredibile. Era lucido, coerente, senza alcun precedente e soprattutto senza nessuna motivazione logica per inventarsi una menzogna del genere. Che tra l'altro avrebbe solo portato guai alla sua famiglia. Esatto, gli avrebbe rovinato quella tranquillità faticosamente conquistata. È una situazione affascinante, ma cioè è anche profondamente paradossale. È un po' come se un dipendente di un piccolo supermercato inviasse per errore un'opinione sulle strategie aziendali direttamente all'amministratore delegato di una multinazionale. E la mattina seguente si ritrovasse un intero team di revisori contabili agguerriti nel proprio salotto a controllare ogni singolo scontrino che ha in casa. Rende perfettamente l'idea. Se quest'uomo faceva semplicemente la birra ed era così ordinario, per quale motivo le gerarchie dell'intelligence si sono mobilitate con un'urgenza del genere? Beh, il motivo risiede in un fattore che oggi forse tendiamo a sottovalutare, cioè il terrore tecnologico di quel periodo storico. La guerra fredda, giusto? Sì, non dimentichiamo che nel 1957 il blocco occidentale era ossessionato, letteralmente terrorizzato dal rischio che l'Unione Sovietica avesse messo le mani su certe tecnologie sperimentali tedesche. Ah, il famoso divario tecnologico. Proprio quello. Era la più grande paura dei vertici militari. Quindi qualsiasi cittadino, anche il più umile o insospettabile, se era in grado di descrivere un prototipo segreto visto in Germania oltre un decennio prima, Diventava un testimone chiave? diventava automaticamente una risorsa di inestimabile valore, oppure un potenziale rischio per la sicurezza nazionale, se quelle nozioni fossero trapelate all'esterno. Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta direttamente all'evento scatenante, al 1944. Esatto. Ci troviamo a Gauthalt-Golsen, che si trova a circa 30 miglia a est di Berlino. Krasuski è lì, come prigioniero, costretto ai lavori forzati. E il suo racconto inizia in modo molto peculiare, con un evento meccanico specifico. C'è un trattore guidato da un civile tedesco e a un certo punto un rumore misterioso, profondissimo, satura completamente l'aria. Un rumore che non aveva mai sentito prima. Sì, e nello stesso istante, ma in modo precisissimo, il motore del trattore muore completamente. Si spegne di colpo. Ecco, dobbiamo analizzare questo spegnimento non come un banale guasto meccanico, sai, ma attraverso la lente della tecnologia di quegli anni. In che senso? I trattori degli anni 40 non avevano di certo un'elettronica complessa, microchip o cose simili. Si affidavano ai sistemi di accensione a magnete. Ah, i vecchi magneti, certo. Sì. Un magnete genera l'alta tensione necessaria per far scoccare la scintilla nelle candele. Ora, se tu introduci un campo elettromagnetico esterno di una potenza devastante... Immagino che il sistema impazzisca. Esatto. L'induttanza del sistema va in tilt totale. La scintilla non scocca più e di conseguenza la combustione all'interno dei cilindri si ferma all'istante. Wow! Il fatto che Krasuski, che ricordiamolo era un uomo senza alcuna laurea in ingegneria, descriva involontariamente un perfetto blocco da interferenza elettromagnetica, questo conferisce alla sua testimonianza uno spessore tecnico innegabile. È vero, non poteva inventarsi un dettaglio così coerente con la fisica. Ora, lasciatemi fare un'osservazione. Questo dettaglio ricorda perfettamente i cliché dei film di fantascienza, no? La classica scena in cui il disco volante passa sopra l'autostrada e tutte le automobili si fermano misteriosamente. Sì, un grande classico del cinema. Ma il punto cruciale è che Krasuski ha raccontato questa storia molto prima che Hollywood rendesse famosa questa idea nella cultura pop. Insomma, com'è possibile? È proprio l'assenza di contaminazione culturale a rendere la sua deposizione così preziosa. Non stava replicando un tropo da film di serie B, stava riferendo un fenomeno fisico reale che aveva vissuto in prima persona. Questo gli dà un'enorme credibilità. Assolutamente. E considera che questo blocco del motore era solo un effetto collaterale, era l'anticipazione di qualcosa di molto molto più imponente. Cioè quello che succede 3 ore dopo. Esatto. 3 ore più tardi, Krasuski viene spostato a lavorare in una zona più isolata del campo e lì si trova di fronte a una struttura logistica gigantesca. I resoconti parlano di una recinzione. Una recinzione circolare immensa, completamente celata alla vista da un telone protettivo che si innalzava per circa 50 piedi. Aspetta. 50 piedi. Proviamo a immaginare per un momento le proporzioni di una cosa del genere. È un'altezza spaventosa. Equivale all'incirca un palazzo di 5 piani.
Cioè, costruire una parete di tela e pali alta 5 piani in mezzo a un campo non è una decisione presa alla leggera. Richiede un'infrastruttura notevole. Esatto, serve un'ingegneria strutturale pazzesca solo per evitare che una folata di vento abbatta tutto. Questo livello di occultamento estremo indica che ciò che si trovava all'interno non era semplicemente un segreto militare, ma qualcosa di vitale importanza. E l'impegno massiccio per nasconderlo era del tutto giustificato da ciò che apparve in seguito. Ecco, arriviamo al clou dell'avvistamento. Sì. Da dietro a questa formidabile barriera visiva, Krasuski vede emergere lentamente un veicolo gigantesco. Oddio! L'oggetto si solleva mantenendo un asse verticale perfetto, supera la barriera dei 50 piedi del telone, si ferma ed esegue un movimento orizzontale. Senza ali? Senza ali, privo di qualsiasi suono di scarico tipico dei motori a reazione, senza eliche e infine si dilegua sparendo dietro la linea degli alberi. Entriamo nel dettaglio di questo gigante perché, è proprio qui che il dibattito tra l'origine terrestre e quella extraterrestre si fa rovente. Entriamo nel vivo, sì? Krasuski si trovava a una distanza stimata di circa 500 piedi. Da lì valuta che l'oggetto abbia un diametro immenso, compreso tra le 75 e le 100 yard, con un'altezza di circa 14 piedi. Per chi ci ascolta, per dare una scala di grandezza, parliamo di una macchina larga quasi quanto un intero campo da calcio. Un campo da calcio che vola, è inconcepibile. Le specifiche meccaniche che lui fornisce sono di una precisione chirurgica e, devo dire, sollevano degli interrogativi pesantissimi. Cosa descrive esattamente? Osserva che la struttura cilindrica principale era divisa in 3 sezioni ben distinte. Le fasce superiore e inferiore, spesse circa 5 o 6 piedi ciascuna, erano di un colore grigio metallico scuro e risultavano completamente statiche. Ok, quindi la parte sopra e quella sotto non si muovevano. Esatto. Il vero mistero risiede nella fascia centrale. Spessa circa 3 piedi, questa sezione ruotava a una velocità vertiginosa, trasformandosi in una sfocatura visiva continua lungo l'intera circonferenza dell'oggetto. E accompagnata da quel rumore profondo, immagino. Sì, quel ronzio insopportabile che faceva cedere i motori a scoppio nelle vicinanze. Ma io mi domando, quale potrebbe essere la funzione logica di un anello rotante così imponente? È la domanda da $1 milione. Esistono diverse teorie fisiche in merito proposte dagli studiosi negli anni successivi. La prima riguarda la stabilizzazione giroscopica. Tipo una gigantesca trottola. Precisamente. Un oggetto di quella massa, privo di ali o superfici aerodinamiche convenzionali come timoni o alettoni, avrebbe bisogno di un giroscopio titanico per mantenere l'assetto stabile durante il volo verticale. Ha senso. E l'altra teoria? Immagina che quell'anello contenesse un fluido altamente conduttore. Se lo si accelera all'interno di un campo magnetico rotante estremamente potente, l'obiettivo teorico poteva essere la generazione di forze di sollevamento in grado di annullare o perlomeno manipolare la gravità locale. Guarda, l'oggetto in sé è affascinante, indubbiamente, ma è l'ambiente circostante a confondere davvero le acque. I dettagli a terra, dici? Sì, Krasuski nota dei dettagli al suolo che mal si conciliano con l'immagine eterea ed evoluta di un'astronave spaziale. Lui vede enormi cavi metallici non isolati, spessi 1,5 pollici. Che sono enormi per un cavo elettrico. Esatto, cavi di rame massiccio che corrono sul terreno accidentato e vanno a collegare la recinzione con una massiccia struttura a colonna, realizzata interamente in cemento armato. Questi elementi logistici, i cavi di rame nudo, l'acqua fangosa, le colate di cemento, rappresentano l'argomento principale a favore dell'ipotesi terrestre. È innegabile. Insomma, 1,5 pollici di rame massiccio non serve per accendere delle lampadine in un campo di prigionia. Sono conduttori progettati per gestire correnti elettriche di portata industriale, probabilmente tensioni e amperaggi mostruosi. E il fatto che non fossero isolati. L'assenza di isolamento potrebbe derivare semplicemente dalla scarsità cronica di materiali isolanti in tempo di guerra in Germania, oppure il campo elettrico generato attorno ai cavi nudi era parte integrante e voluta dell'esperimento. E l'acqua? Perché farli passare nelle pozzanghere? L'acqua potrebbe aver svolto la funzione di dissipatore termico d'emergenza per evitare che i cavi fondessero per il calore estremo, o magari serviva da gigantesca messa a terra naturale per l'intero instabile sistema. Ed è proprio questo il punto su cui voglio lanciare una provocazione. Perché abbiamo da un lato l'ipotesi aliena,
esseri di un altro mondo che arrivano sulla Terra con tecnologie inimmaginabili. Certo. Ma pensiamoci razionalmente per un secondo. Se questa struttura enorme fosse davvero una nave spaziale extraterrestre, un veicolo capace di attraversare l'universo manipolando lo spazio-tempo, perché mai avrebbe bisogno di essere letteralmente attaccata alla spina di una colonna di cemento armato attraverso grossi fili di rame grezzo? Ah, l'incongruenza è fortissima. Sembra di guardare un gigantesco elettrodomestico da cucina che ha disperatamente bisogno della presa di corrente nel muro per funzionare. Esatto, rende benissimo l'idea. Guarda, l'immagine dell'elettrodomestico collegato alla presa chiarisce perfettamente il problema logico. Un'astronave interstellare che si affida a conduttori di rame immersi nelle pozzanghere è una contraddizione in termini. Non ha senso. Quei cavi ancorano indissolubilmente il macchinario alla tecnologia umana, ai materiali umani e, ovviamente, ai suoi limiti fisici. L'impianto suggerisce fortemente che si trattasse di una piattaforma di collaudo. Un test, in pratica. Sì, un sistema in cui il velivolo non aveva ancora un generatore interno abbastanza piccolo e potente da fornire la spaventosa quantità di energia richiesta per il sollevamento elettromagnetico. L'energia doveva per forza essere pompata dall'esterno. Da una centrale elettrica o qualcosa del genere? Esatto, da una vicina centrale idroelettrica o magari da giganteschi banchi di condensatori nascosti, attraverso quei potenti cavi. Eppure, ed è qui che la mia mente vacilla, per quanto la presenza di cavi e cemento indichi una natura chiaramente terrestre, ci scontriamo contro un muro insormontabile. Le prestazioni del veicolo. Sì, un oggetto largo 100 yards che esegue un decollo verticale perfetto nel 1944 è un'eresia ingegneristica. Totalmente fuori tempo. Nessun apparecchio sperimentale umano di quegli anni possedeva la capacità di carico, la stabilità giroscopica o il sistema di propulsione per far librare nell'aria un disco di quelle dimensioni titaniche. Neanche lontanamente i tedeschi avevano i primi prototipi di jet, ma niente di simile. Le leggi dell'aerodinamica e le competenze sui materiali di quel decennio non giustificano in alcun modo la fluidità di quel movimento orizzontale silenzioso. Cioè, da una parte abbiamo un'infrastruttura umana grezza e improvvisata, dall'altra prestazioni di volo che sembrano rubate al futuro. È l'attrito costante di questa vicenda, che non ti fa mai propendere del tutto da una parte o dall'altra. L'apparato propulsivo a terra urla ingegneria umana, mentre la dinamica del volo urla assolutamente impossibile. E allora come si risolve il paradosso? Chi difende l'origine esterna del macchinario ritiene che le forze in gioco superassero la mera erogazione di energia elettrica tradizionale. In che senso? Sostengono che il cemento e i cavi potessero essere un tentativo umano rudimentale di contenere, studiare o persino ricaricare una tecnologia recuperata, magari precipitata lì, qualcosa della quale non si comprendevano appieno i principi fondamentali, ma che si cercava disperatamente di riattivare o imitare. Retroingegneria in tempo di guerra. Pazzesco! E qualunque fosse la sua origine, aliena o tedesca, il destino di quel luogo aggiunge un livello di mistero ancora più profondo alla storia. Il dopoguerra, intendi? Sì, perché la guerra finisce, le truppe si ritirano e, successivamente, Krasuski riesce in qualche modo a tornare fisicamente a Gut Alt-Golsen, sul luogo esatto dei lavori forzati. E cosa trova? Niente. Assolutamente niente. E cosa si trova davanti una volta arrivato sul sito dell'avvistamento? Te lo lascio descrivere a te, perché è inquietante. Si trova davanti a una rimozione letteralmente perfetta e metodica. Krasuski riferisce alle autorità che l'intera area era stata allagata deliberatamente. Un lago artificiale. L'acqua copriva ogni cosa, nascondendo la conformazione del terreno. La massiccia colonna di calcestruzzo, svanita. I cavi spessi 1,5 pollici, non c'erano più. La recinzione ciclopica, che reggeva un telone di 5 piani, era scomparsa senza lasciare nemmeno le buche dei pali nel terreno. Un lavoro chirurgico. Esatto. Chiunque avesse gestito quel sito, in mezzo al caos sanguinoso della fine della guerra e alla disperazione della ritirata, aveva dedicato risorse immense e un tempo preziosissimo per cancellare ogni singola traccia dell'esperimento. Preferendo forse la distruzione totale del sito piuttosto che far cadere quei segreti in mani nemiche. Con ogni probabilità, sì. Sembra un enorme spettacolo di illusionismo, sai? Uno di quelli in cui il prestigiatore decide di allagare l'intero palcoscenico per lavare via le proprie tracce prima che il pubblico possa correre dietro le quinte a cercare fili e botole nascoste. Calza a pennello come paragone. E la cosa inquietante è che la pulizia non ha riguardato solo il metallo e il calcestruzzo. Ci sono anche quelli che potremmo chiamare i testimoni fantasma.
Ah, il gruppo degli altri prigionieri? Esatto. Krasuski non era l'unico a guardare il cielo quel giorno. Lui affermò che c'erano altri 16, forse 18, prigionieri di guerra di varie nazionalità, russi, francesi, polacchi. Tutti avevano assistito a quell'evento titanico e ne avevano discusso animatamente nei giorni successivi. Infatti, nei resoconti delle sue audizioni governative, lui fu estremamente preciso al riguardo. Fornì agli investigatori il nome e cognome di un compagno di prigionia, un certo Franciszek Grabowski. Un testimone chiave che avrebbe confermato tutto. Certo, un uomo che avrebbe potuto confermare l'accaduto in ogni suo più minuscolo dettaglio logistico. Tuttavia, la formidabile e onnipresente macchina investigativa degli Stati Uniti non riuscì mai, e dico mai, a individuare quest'uomo. Né lui né nessuno degli altri 16 prigionieri, giusto? Nessuno di loro. Se furono spazzati via dagli eventi tumultuosi del dopoguerra, dai rimpatri forzati, dalle malattie, o se, ipotesi ben più tetra, furono intenzionalmente ridotti a silenzio, rimane una domanda senza risposta. Di fronte alle autorità del 1957, Krasuski si ritrovò a essere l'unico e isolato depositario di una verità apparentemente condivisa da decine di altri uomini. È vero, l'impossibilità di trovare verifiche indipendenti porta spessissimo queste indagini in un vicolo cieco burocratico. Ma la storia di questo avvistamento raggiunge vette di pura frustrazione amministrativa molti anni più tardi. Ti riferisci all'episodio del 66? Sì, nel 1966, un team di ricerca civile, con sede in Oklahoma, decide di indagare su vecchie segnalazioni di avvistamenti insoliti registrati nell'area di Detroit. Contattano formalmente gli uffici governativi locali, chiedendo informazioni su eventuali indagini pregresse riguardanti un certo Walter Krasuski. E come reagisce il sistema a questa richiesta legittima? Gli uffici di Detroit rispondono per iscritto dichiarando una totale estraneità ai fatti. Affermano di non sapere assolutamente nulla di indagini su avvistamenti. Nonostante ci fossero stati per giorni a casa sua. Esatto. E la cosa più subdola è che suggeriscono gelidamente ai ricercatori dell'Oklahoma di inoltrare le loro richieste alle autorità militari dell'Air Force in Ohio. Che è un rimpallo istituzionale magistrale, no? Un capolavoro burocratico. Un dipartimento esegue un'indagine in profondità, scheda un uomo, classifica i risultati e un decennio dopo un ufficio adiacente nega perfino che quell'operazione sia mai avvenuta. Dirottando i curiosi altrove. Sì, in un gigantesco labirinto militare progettato appositamente per esaurire le energie di chi cerca risposte concrete. E paradossalmente questo comportamento non fa che confermare indirettamente l'importanza cruciale di quanto raccontato da Krasuski. Pienamente d'accordo. Cioè, se si fosse trattato solo di un abbaglio, di una storia senza alcun fondamento tecnico, avrebbero potuto semplicemente rilasciare un comunicato standard in cui si dichiarava l'inconsistenza delle affermazioni. Invece, hanno preferito mentire. La segretezza a quei livelli operativi è una risorsa enormemente costosa. Le istituzioni non dedicano tempo, personale specializzato e complesse reti di depistaggio per proteggere informazioni rilevanti. Questo è un ottimo punto. Il trattamento speciale riservato a questo caso indica chiaramente che l'evento di Guttald-Golsen, che si trattasse di fisica teorica umana applicata in modo rivoluzionario o del recupero effettivo di qualcosa di inesplicabile, toccava nervi estremamente scoperti della sicurezza tecnologica globale. Giunti al termine di questo percorso, insomma, vale la pena tirare le fila del discorso. Ci troviamo di fronte a due scenari distinti. Due facce della stessa incredibile medaglia. Da una parte c'è la prospettiva vertiginosa che entità intelligenti non umane abbiano operato in un campo di prigioniera tedesco, che abbiano eseguito test incomprensibili, collegandosi forse alla nostra primitiva rete elettrica, e si siano poi assicurate di ripulire meticolosamente la scena del loro passaggio, lasciando solo una landa allagata. Un'idea spaventosa. Ma dall'altra parte c'è un'idea che personalmente ritengo ancora più sconvolgente. Quale? L'idea che un gruppo di scienziati umani, circondati dalle macerie e dal sangue del conflitto più devastante della storia, avesse concretamente tra le mani le chiavi per dominare la gravità e le forze fondamentali dell'universo. E che non le abbiano mai usate su larga scala. Esatto, e che, resisi conto dell'inevitabile collasso del loro regime, siano riusciti a smantellare quell'immensa struttura e a far sparire ogni singola prova, negando di fatto all'umanità
Una scoperta che avrebbe potuto alterare per sempre il corso dell'evoluzione tecnologica. Guarda, la vera forza di questa vicenda risiede proprio nell'equilibrio perfetto tra queste due visioni estreme. Abbiamo un resoconto lucido, totalmente privo di esagerazioni mistiche o dettagli folcloristici, consegnato da un uomo la cui integrità non è mai stata scalfita nonostante le fortissime pressioni statali. Un testimone di roccia. Il racconto sfuma i confini tra l'avanguardia disperata della ricerca bellica e il regno puro dell'impossibile. È vero. E ci ricorda in ultima analisi che le innovazioni più dirompenti, quelle veramente in grado di riscrivere da zero i manuali di fisica, spessissimo nascono e muoiono nel segreto assoluto. Condivido ogni parola. E questo ci costringe inevitabilmente a guardare il cielo sopra di noi con occhi decisamente nuovi, forse più disillusi e certamente più attenti. Assolutamente. Voglio lasciare chi ci ascolta con una riflessione conclusiva, una di quelle che difficilmente permette di dormire sonni tranquilli. Sentiamo. Abbiamo parlato oggi di un macchinario largo quanto un campo di calcio, un vero e proprio colosso di metallo in grado di librarsi nell'aria in perfetto equilibrio nel 1944. Se assumiamo per un momento che si trattasse effettivamente di un prototipo terrestre, proviamo a riflettere sullo sviluppo ingegneristico che c'è stato negli ultimi decenni. Se quello che abbiamo descritto era soltanto un rudimentale tentativo, letteralmente ancorato alla Terra 80 anni fa, quali apparecchiature potrebbero transitare in questo preciso istante sulle nostre teste? Bella domanda. È inquietante. Macchine che magari si muovono in perfetto silenzio, totalmente libere da qualsiasi vincolo fisico o cavo terrestre e, con grandissima probabilità, del tutto invisibili a chiunque non sappia esattamente dove rivolgere lo sguardo. È un pensiero che fa venire i brividi, davvero. Grazie a chi ci ha seguito in questa lunga e affascinante discussione tra storia e mistero. Alla prossima!